Settima corsa del convegno odierno è il premio Eraclito, una dotazione di 8.800 euro, riservata a europei di 4 anni vincitori da 7.500 a 20.000 euro in carriera. Abbiamo l'autostart che si è già messo in movimento per portare questi cavalli alla retta delle tribune per l'avvio. Leggiamo il campo dei partenti a 1660 metri, Gas Gas BFC VP dell'Annunziata, Grace di Casei Alberto Garruto, Giunone Pax per Davide Angeletti, Gioia del Ronco per Edoardo Baldi, Giselle Ors per Antonio Di Nardo, Granito Jet per Giuseppe Pistone. Seconda fila Giorgio Greppi, Giorgio Cassani, Gogollona, Filippo Monti, Gilda Spritz, Carmine Piscoglio, Giulian Trio, Giuseppe De Filippis. Il cavallo più appoggiato al momento sono due, sono Gioia del Ronco e Giselle Ors, e la macchina è già pronta per il lancio dei concorrenti che sta per avvenire qua davanti alle tribune. Si chiudono le ali, il numero 4 e il numero 5, c'è Gioia del Ronco e Giselle Ors, i due che si aspettava partono più veloci degli altri, sbaglia Granito Jet, rimane davanti Gioia Numero del 6, Ronco e Granito Giselle Jet, Ors si mette subito in seconda posizione a precedere Gas Gas BFC, partito comunque discretamente dal numero 1. Abbiamo i primi 200 metri, comunque se ne sono già andati con una certa andatura significativa, e le posizioni adesso lì davanti rimangono tali. 14,4 è stato il primo paletto e 15,8 il secondo. Numero per un 3, normale, Giunone ovvio, Pax, rallentamento, un squalificato. 32 complessivo. Edoardo Baldi ovviamente modera l'andatura e incominciano a farsi avanti quelli dalla seconda fila che incominciano ad incalzare. Per esempio abbiamo l'avanzata di Julien Trio che incomincia a mettersi innanzitutto alla destra del secondo alla corda, che è Giselle Ors, e intanto trasitiamo davanti alle tribune con il numero 4 davanti a tutti, poi abbiamo Giselle Ors seconda alla corda, seguito da Gas Gas BFC. A destra invece troviamo il numero 10 di Julien Trio che prova a incalzare i primi. Stiamo per arrivare al chilometro e al chilometro ci arriva sempre con un'andatura che tende a non accelerare troppo. Siamo a 1,16,6 per quella che è la media chilometrica, la curva è in 15,4 e Julien Trio incomincia a muovere un po' l'andatura. Julien Trio incomincia a diventare insistente alla destra di Gioia del Ronco, che comunque replica da par suo, segue ovviamente sempre Giselle Ors, che ovviamente attende il momento giusto per entrare in azione, e poi abbiamo a destra Gogollona che attende anch'essa il momento dello sprint finale. Siamo a metà della curva, ci sono due coppie, si sta aprendo in terza ruota Gogollona, entriamo in retta d'arriva, 14,7 è la curva, ma è Julien Trio che prova ad affermarsi davanti a tutti, prova Giselle Ors all'interno, ci prova anche Gogollona, ma è Julien Trio, 1,14,6, 2 minuti netti per portarsi a casa questa bellissima vittoria conquistata stando a destra di quella che era la favorita della corsa, e alla fine essendo dirompente in retta d'arrivo a controllare anche il tentativo di Giselle Ors all'interno e di Gogollona all'esterno, quindi 10, 5, 8, 9, 1 è l'arrivo in termini numerici, e quindi confermiamo vittoria del cavallo numero 10 Julien Trio, Giuseppe De Filippis alla guida e al training per questo maschio di 4 anni da Man of Many Mission, che si aggiudica la settima corsa del convegno all'Arcoveggio.